Ci troviamo a Palau insieme al capitano della squadra di pallavolo Capodorso, Caterina Sintoni. Ciao Caterina. Ciao, ciao. Abbiamo scelto un posto, insomma, a te ormai tanto caro e dentro la tua vita, qui. Sì, decisamente. Alla 9ª stagione direi che Mamma mia, abbastanza dentro la mia vita. 9 stagioni in Sardegna e le ultime, e non poche, con la squadra di Palau. Sì, no, tutte 9 a Palau, perché le stagioni in realtà sono di più. Quindi sono questa è quante la 9ª stagione a Palau, totale stagioni 11. 11 in 11 Sardegna, stagioni in ecco, Sardegna. mi ero perso questo passaggio qui, Sì. però tu sei alzatrice ma hai incominciato qualche anno fa, mica tanti, vero? No, giusto No? 33. 33 anni fa a fare la schiacciatrice al centro, incredibile Centrale, questa sì. 14 anni ero così e poi Madre Natura si è fermata e quindi ho iniziato come centrale e poi diciamo che mi hanno detto se vuoi fare carriera bisogna che cambiano qualcosa, però i primi risultati li ho avuti come centrale, poi a 16 anni ho preso il volo e abbiamo provato a fare qualcosa di più. Hai fatto molto più di un qualcosa, giocando in Serie 1, giocando in A2, giocando tantissimo in Serie B1 e giocando laddove c'era una storia, una passione che ti entrava dentro nel tuo cuore, diciamo, no? Sì, assolutamente. Ho abbracciato progetti che mi hanno interessato dal punto di vista sia sportivo che emotivo. Sono contenta di quello che ho fatto perché mi hanno dato tutti soddisfazione. Giocando con delle compagne che poi sono diventate famose, voglio dire, anche. Sì, tanti nomi famosi che hanno fatto molta più strada di me, ma insomma ognuno deve essere contento della propria, io della mia sono molto contenta. Però il tuo cognome nel mondo della pallavolo, insomma, non è che non sia conosciuto, eh? No, sì, penso che almeno nei campionati di B1 qualcosa l'ho fatto, l'ho portato a casa, quindi dai, penso che un pochino sia conosciuto anche il mio. Senti un po', a 41 anni giochi ancora e bene, questo lo posso dire io, non te lo lascio dire a te, insomma, entri in campo, dai un cambio di ritmo alla squadra, fai un po' spiazzare il muro avversario, insomma le tue cose le fai e le fai molto bene ancora. Ma che obiettivi si hanno a 41 anni? Ma allora, il mio personale di quest'anno è quello di dare una mano alla società, di far crescere le giovani su cui hanno scommesso e di provare a portare dei buoni risultati. Quindi diciamo un contributo un po' a 360 gradi, che può essere sia a livello tecnico-tattico ma anche come appoggio, insomma, generale, ecco. Però fondamentalmente sono poi quelli che avevo anche a 20 anni, cioè la testa di vivere la pallavolo è sempre quella, il fisico rimane un po' più indietro, ma diciamo che con la testa gli obiettivi sono sempre quelli di dare il meglio e portare il risultato. Che l'anno scorso è stato una salvezza all'ultimo, sofferta, ma in cui tu sei stata grande protagonista, ovviamente insieme alle tue compagne, e che quest'anno vorrà essere un altro anno importante. È iniziato un po' con qualche difficoltà, ma che si sta riprendendo via via. Sì, diciamo che quest'anno c'è tanta voglia di riscatto, proprio perché l'anno scorso, insomma, ci siamo salvati alla fine, ma le salvezze, diciamo che ti danno soddisfazione come le vittorie, perché comunque è sempre un obiettivo e l'abbiamo raggiunto, e l'anno scorso quando ci siamo salvati eravamo contenti come quando vinci un campionato, è uguale. Però quest'anno c'è tanta voglia di riscatto e ci stiamo impegnando e stiamo lavorando nonostante le difficoltà iniziali per, insomma, portare sicuramente un risultato migliore della salvezza. Allora io dico intanto a chi ci sta guardando che assolutamente non dovete perdervi l'occasione di venire a vedere giocare Caterina e la sua squadra, perché non sappiamo per quanto tempo ancora vorrà giocare, noi speriamo ancora molto a lungo, ma vale veramente tanto la pena di venire a vederla. Se poi proprio non ci venite, girando per Palau mi sa che ti vedranno ancora molto a lungo. Sì, penso che in giro a piedi per questo splendido paese mi verranno per parecchio tempo. Però vi aspetto al palazzetto. Ecco, chiudiamo solo con una piccola cosa, perché noi qui dietro abbiamo la Roccia dell'Orso, che è l'emblema della città di Palau, sì, ed è l'emblema della società per cui tu stai giocando. Assolutamente. Non sì. Solo, ma tu te lo sei anche tatuato quell'orso, sì, vero? Me lo sono tatuata nel polpaccio perché ho capito che sarebbe stata, diciamo, il mio punto di arrivo, e come tutte le tappe importanti della mia vita
me lo sono impresso. Perfetto. E allora eccoci, grazie per questo Grazie tempo che a ci hai voi. dedicato e Grazie ci a rivediamo voi. in campo, assolutamente sì. Assolutamente, vi aspetto in campo. Ciao. Marrano. Aio.